Il ruolo dell'hospice nel territorio, questo è il tema di un interessante dibattito che si è svolto a Sciacca, promosso dal dottore Domenico Sant'Angelo, responsabile del reparto di oncologia dell'ospedale di Sciacca, un'occasione che ha offerto importanti spunti di riflessione sia sul piano umano che sanitario, come dichiarato dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Io credo che bisogna dare dignità alla morte e bisogna che i pazienti nell'ultima fase della loro vita abbiano la possibilità di essere accolti, coccolati, voluti bene e possano morire nella maniera più dignitosa possibile. Credo che sia fondamentale, lo dico proprio sia da psicologa che da docente di bioetica. Gli hospice servono perché oltre a dare dignità alla morte danno anche la possibilità di avvicinarsi a questa esperienza ultima della vita in una modalità nuova che non è solo quella della morte disperata, ma che può arrivare ad essere anche una morte sublimata, e gli operatori sanitari, dall'oncologo al nutrizionista, all'OS, all'assistente sociale, allo psicologo, concorrono tutti per questa promozione proprio del paziente fino all'ultimo giorno. Se noi andiamo a vedere la nostra realtà regionale, sono tante le realtà dove già esistono, operano e sono fondamentali proprio in quella che è l'assistenza fino alla fine. Dobbiamo lavorare perché anche la nostra ASP abbia, e i pazienti che si rivolgono alla nostra ASP in una fase terminale della vita abbiano questa opportunità.